Rieccoci insieme. Allora, abbiamo visto che ci sono degli istituti, non solo le associazioni di volontariato che si occupano e danno un supporto alle famiglie dei malati con personale altamente qualificato, ma anche degli istituti che in qualche modo possono provvedere, fare una diagnosi e proporre una cura. Allora, e che entriamo nell'ambito. Sì, devo dire purtroppo, no? Noi disponiamo ancora di farmaci che sono entrati in commercio 1999-2000, quindi farmaci che hanno 24 anni, 25 anni, che hanno un'efficacia molto modesta, cioè non è che non servono a nulla, servono poco, ma servono, ma sicuramente non arrestano la malattia né ne modificano il decorso. Quindi aspettiamo, io da quando mi occupo di demenze da più di 30 anni, sento dire dai vari accademici, no? Nei prossimi 5 anni avremo sicuramente un farmaco. Sono passati più di 30 anni e farmaci veramente risolutivi non ce n'è. L'ultima generazione, l'ultima frontiera, non l'ultima veramente, una delle ultime frontiere di ricerca di farmaci è sull'uso degli anticorpi monoclonali, quel famoso che veniva chiamato una volta vaccino, che ha dimostrato di riuscire a pulire il cervello da quella proteina depositata che abbiamo chiamato beta-amiloide, ma che non è riuscito a modificare il decorso della malattia. Per cui tantissime ricerche su questi farmaci sono state abbandonate per strada. Quindi ancora probabilmente qualcosa sfugge nella causa della malattia, come dicevo prima, a noi sfugge, diciamo che è la somma di tante cose, ma qual è poi la vera causa in fondo, se uno più di tante, non lo sappiamo. Per cui è più probabile, secondo me, che nei prossimi anni bisogna pensare più a una polifarmacoterapia, cioè non un farmaco solo, ma più farmaci che attaccano la malattia sui suoi vari aspetti, cioè dalla beta-amiloide alla tau, all'ossidazione, all'infiammazione, agli aspetti vascolari, e che riusciremo probabilmente ad avere un farmaco che può modificare il decorso della malattia finché non avremo chiaro qual è la vera causa della malattia. Speriamo che la scienza si applichi in questo. Sono decine, le case farmaceutiche hanno speso decine di milioni di euro o di dollari e purtroppo non sono riuscite finora a trovare il bandolo della matassa. Ecco. Grazie dottore. Dottoressa, chiedo a lei, lei si occupa anche di coordinare le attività che riguardano l'Alzheimer. Quali sono le attività principali? Allora, due filoni essenziali, uno molto pratico e operativo, e sono i corsi di informazione e formazione che abbiamo messo in piedi, che gestiamo e poi le spiegherò. Rivolti ai familiari o ai caregiver, o chi è vicino, perfetto. Chi è vicino, chi cura qualche malato di demenza più gravemente definita come Alzheimer. E questi corsi noi li teniamo in piattaforma, sono nati nel 2020, quindi la piattaforma era necessaria, ma in realtà è un veicolo molto interessante perché le persone sono fortemente impegnate nella cura di questo tipo di malato durante il giorno. Quindi si presta alla sera, dopo cena, ad avere questi 3/4 d'ora in collaborazione con esperti, tra cui appunto il dottor Gabina che lei ha conosciuto, e noi gestiamo questi corsi in 5 serate che riguardano vari aspetti della malattia, con degli esperti che danno appunto innanzitutto un'informazione adeguata della situazione, poi diamo lo spazio alle domande, quindi il familiare, ce lo confessano, supera questa situazione di sentirsi solo. E che infatti questa è la cosa importantissima. È delicatissima questa situazione, e quindi noi gestiamo questi 5 incontri. Ogni corso è così strutturato. Il prossimo, per capirci, partirà lunedì sera, sono corsi totalmente gratuiti, e alla fine del corso, per tutti coloro che lo richiedono, e sono tanti, noi spediamo sempre gratuitamente anche il manuale guida a firma dei nostri 2 amici, che appunto
il compendio di tutto quello che viene insegnato durante i corsi. Ecco, infatti qua stiamo vedendo corso pratico per familiari e operatori domiciliari, 13ª edizione, sì. E ci sono appunto come si sviluppano il primo incontro, secondo incontro, la malattia di Alzheimer e poi via via avere cura di chi si prende cura, che è un altro aspetto molto importante. È delicatissimo. E poi è ancora lui e ancora lei un manuale per un approccio positivo alla malattia di Alzheimer e altre demenze a cura di Giuseppe professore Gambina, sì, e di Giorgio Soffiantini, che hanno edito questo manuale che effettivamente, certo, è molto importante perché dà un aiuto ai familiari, sì, ma anche agli operatori del settore. Soprattutto perché giustamente, come lei immagina, sentire una lezione ti può sfuggire qualche cosa, no? Certo. Mentre con un ammalato di Alzheimer c'è bisogno di avere un consulto. Proprio forzare te stesso per cambiare l'atteggiamento. Quindi questa è un'attività pratica che grandissimamente in tutta Italia mancava, tranne qualche realtà, okay? E che noi abbiamo cercato di mettere in piedi con grande anche soddisfazione. L'altra attività sulla quale ci siamo impegnati, attraverso un gruppo di nostri soci esperti nelle varie tematiche, è stato quello di proprio mettere mano a una proposta di legge. Perché prima parlavamo che con il dottore che è importante, certo, che ci sia una normativa. Certo, perché in realtà una normativa specifica per l'Alzheimer, per le malattie, per le famiglie che stanno in questa situazione non c'è. Voglio dire, il dopo di noi è una disabilità grave, certo, ha una legge di riferimento, ovviamente tutto è migliorabile, ma c'è. Dopo di noi sarebbe per le persone che hanno una disabilità, sì, in qualche modo. Sì, sì. Ecco. Nella situazione di una famiglia che vive un proprio caro che ha l'Alzheimer, una vera normativa mancava, ok? Adesso qualche cosa si sta facendo. Noi abbiamo messo a punto una proposta che ha alla base il concetto per cui il caregiver, la persona che assiste il proprio caro, è individuato come una risorsa dell'assistenza. Quindi è giusto riconoscere a questa persona un contributo economico, il riconoscimento, per esempio, quando deve abbandonare il lavoro per prestare assistenza al proprio familiare, il riconoscimento dei contributi figurativi, perché lei capisce che altrimenti il danno è enorme, sì. Oltre ad altri aspetti, naturalmente, che si riferiscono alle difficoltà economiche vere e proprie, ma anche sanitarie e sociali. Infatti c'è bisogno di tutto. Ma è corretto, lei, quando una persona deve abbandonare il suo lavoro? Sì. La chiedo anche come donna, perché poi il problema è questo, che molte donne fanno questo tipo di scelta. A volte non supportate come dovrebbero, perché poi i problemi sono grossi. Certo. È corretto che la famiglia si occupi, dopo chiederò anche a lei, della persona, del proprio caro. Perché? Allora, è vero che ci sono corsi di formazione, questi sono estremamente interessanti, è vero che ci sono medici molto preparati in associazioni di volontariato che danno un aiuto, è vero anche che però chi se ne occupa perde la sua vita, perde la propria capacità anche relazionale, se perde il lavoro diventa veramente una tragedia, perché poi magari lascia il lavoro a 60 anni, ipotizziamo, gli mancano 6 di contributi, 7 o 10, non li recupererà mai più. E queste persone poi hanno speso già capitali per il malato, si ritrovano in situazioni che si vedono adesso, queste situazioni, perché un tempo le famiglie erano più estese e appariva meno nella sua evidenza, adesso invece nella solitudine questo diventa eclatante, sempre più. Chiedo a lei. No, io penso che il dottor Gambina sia in grado di aggiungere qualche cosa. Diciamo che finché la malattia arriva ad un certo stadio, sicuramente l'ambiente familiare è il più adatto chiamiamo così, a far evaporare un po' la gravità della situazione, perché il familiare che ti è vicino, che ti conosce, chiaro, tu sei nel tuo ambiente, quindi tutto ti aiuta sotto questo aspetto. Poi giustamente capita il momento in cui in effetti diventa anche ingestibile il vissuto in famiglia. E qui, per esempio, attraverso la nostra proposta di legge, certamente abbiamo inteso dare una spinta a quella che è la situazione del costo nelle case di riposo, perché purtroppo le rette sono molto alte e non aiutano sicuramente la famiglia. Se poi, come si diceva prima fuori onda, se poi può entrare in casa di riposo, vero? Perché se ha una certa età, se è troppo giovane non può neanche accedere in casa di riposo. Infatti,
Secondo lei che ha affrontato anche questa situazione, l'importanza anche di istituti dove c'è personale altamente qualificato che segue il malato passo dopo passo nelle situazioni che ormai diventano quelle peggiori? Allora, i dati sono che l'80% degli ammalati è seguito a casa. Questo per tanti motivi, ma quello principale è il fatto che non ci sono strutture organizzate perfettamente per gestire questa patologia. Ci sono le case di riposo, ma c'è il problema delle rette. L'ultima retta che ho pagato io per mia moglie, che è mancata 6 anni fa, ricordo che è stato 1.920 euro al mese pagavo. Mi dicono che adesso lo stesso posto letto costa più di 3.000 euro. Mi dica quale famiglia può avere così a disposizione una cifra del genere. Però, per esempio, per quella che è stata la mia esperienza, siamo arrivati a un certo punto che io non ce la facevo più a casa, non era possibile gestirla ancora a casa. La casa è piena di pericoli. Ci sono le finestre, le scale, il gas, la luce, i coltelli, i detersivi, c'è di tutto. Se una persona non ha più la testa che funziona, può succedere di tutto. E poi dal punto di vista organizzativo e sanitario, ecco, se hai bisogno dell'infermiere, attaccati al telefono e trovane uno disponibile a venire a casa tua per il cambio del catetere, per dire. Oppure per un problema, che ne so, anche respiratorio, di andare in bagno. Mia moglie ha avuto dei periodi lunghissimi e stava anche 8-9 giorni senza potersi liberare. Questi sono problemi, l'ammalato sta male, a casa è difficilissimo da gestire. In una struttura organizzata, in un reparto specializzato, queste cose le affrontano normalmente, sono preparati e risolvono qualsiasi problema. L'infermiere c'è, il medico c'è, l'operatore c'è disponibile, quindi la soluzione ideale sarebbe questa, specialmente se l'ammalato, come è stato nel caso di mia moglie, che ha manifestato i primi sintomi a 55 anni. Giovanissima. È arrivata dopo pochi anni la crisi comportamentale, e lì gestirla a casa è durissimo. Diverso è ammalati che manifestano la patologia in un stadio più avanzato della malattia, e allora probabilmente sono meglio anche gestiti a casa, però bisogna spiegare ai familiari come gestirli correttamente. Bravissimo, e qua entra in gioco la formazione, ha detto un aspetto molto importante. La formazione serve, quel manuale a cui è stato accennato prima, serve soprattutto per spiegare cosa non fare con queste persone, perché gli errori che distinto si fanno, come è capitato anche a me, ne ho fatti tantissimi perché non sapevo. Bravo, errori perché non si sa, però chiedo a lei, anche dottore, ma comunque anche lei può intervenire, dottoressa, anche la pazienza, chi segue i malati d'Alzheimer è una persona che ha una confidenza in linea di massima, se non è un professionista, con chi è malato. Tante volte si verificano situazioni in cui non c'è più pazienza, in cui anche la confidenza porta a delle reazioni di rabbia che non si riesce a gestire, viceversa il professionista riesce in qualche modo a delle strategie, insomma, di approccio. Ma vede, si può ammalare anche... No, ma quello che ha detto lei è assolutamente importante, no? Sì. Questo pone l'accento su quello che deve essere il percorso che un familiare deve fare. Finora abbiamo parlato che era malato e assistito a casa, l'80% è vero, di cui una parte è anche in fase grave, gravissima. Però molte volte il familiare non ha scelto quel ruolo, gli è toccato. Sì, infatti, assolutamente. E molte volte il familiare non ha accettato neanche la malattia, cioè in realtà non ha accettato che il papà, la mamma possano essere ammalati di quella malattia lì. Quindi devi accudire una persona che manifesta dei sintomi di una malattia che tu non hai accettato, che in realtà magari odi, no? E questo ti condiziona anche nell'approccio, ti fa vedere il malato malato. Adesso spiegherò meglio cosa intendo. Certo. Quindi quello che noi diciamo in associazione alle persone che ho la possibilità io di incontrare
che il familiare deve diventare la mia medicina ma consapevole. Quindi se tu vuoi essere un buon farmaco ti devi preparare a diventare un buon farmaco. Diventare un buon farmaco significa innanzitutto di aver accettato la diagnosi che il tuo congiunto è ammalato e poi soprattutto vedere nel papà o nella mamma una persona diversa, quindi che non è quella di prima, che non è quella di prima, accettarla per quello che è e vedere in questa nuova veste comunque vedere tuo papà e tua mamma, quindi vederlo con gli occhi dell'accettazione e io dico in maniera un po' poetica anche dell'amore. Certo. Allora lo stesso un familiare commette degli errori, è impossibile non commettere degli errori che nascono dalla stanchezza, nascono dal fatto che uno non ha solo il malato, magari ha già una famiglia e magari sta trascurando la famiglia. Quindi lo slogan l'80% dei malati sono assistiti a casa deve essere usato in maniera corretta, nel senso che il malato è bene che venga, la casa è il posto ideale fino a un certo punto, ma il familiare non deve essere da solo. Certo, però il sistema sanitario, il sistema sociale devono supportare questi familiari affinché diventino consapevolmente dei farmaci e come tali essere aiutati. Assolutamente. Chiedo un po' a tutti e tre, insomma, però perché poi si è parlato anche ad alti livelli della famiglia, della domiciliarietà di queste patologie, di questi malati, insomma, però quando è malato non riconosce neanche dove si trova, perché pensa di essere o racconta di essere in un posto che non è quello. Allora, a questo punto lo sforzo apocalittico di cui raccontava il signor Sofiantini, di stare attento che non cada, che non tocchi, che non faccia il gas, la luce per tenerlo a casa, in realtà è vanificato dal fatto che il paziente in sé per sé, il malato, non sa neanche di essere a casa, perché in quel momento magari reputa di essere da un'altra parte o in un'altra dimora o chissà dove, quindi è anche un po'... Sì, capisco cosa intende dire, ma durante i corsi c'è proprio una serata particolare in cui si spiegano queste situazioni e diciamo sei tu familiare o badante, perché poi bisogna preparare anche le badanti, c'è un mondo a parte anche lì di poca informazione adatta per seguire un malato Alzheimer. Sei tu familiare che devi entrare nel mondo del tuo familiare malato, cioè se mantieni un atteggiamento di cerco di farlo ragionare, di portarlo a me, faccio un errore fondamentale. Qui il dottor Gambina ve lo spiegherebbe molto meglio di me. Quindi aiutiamo a far capire e a far entrare appunto nella logica di una persona, di un familiare, questo aspetto. Tu devi adattarti al suo mondo. Quindi se c'è qualche cosa, la frase qui e ora, io sono qui vicino a te, qui e ora in questo momento, come se ci fosse una campana intorno, capisci? Certo. Per cui non importa dove siamo fisicamente, c'è una relazione, io entro nel tuo mondo e tu ti senti a tuo agio, ecco, certo. Quindi questo tra virgolette. Infatti. Siamo giunti verso la chiusura. Non so se l'ho spiegato bene, dottor Gambina. Sì. Ecco, in conclusione, perché il tempo vola, ma magari affronteremo ancora queste tematiche perché richiedono tempo, però sono anche molto importanti. Che consiglio si sente di dare lei, dottore? A un familiare che ha un malato a casa. Ma un familiare a chi accusa qualche sintomo. Quindi chi ha chi ci ascolta e dice un congiunto magari che comincia a avere qualche piccolo qualche dubbio. Cioè, di solito viene notato che c'è una difficoltà di memoria, no? Ecco. La memoria per i fatti recenti comincia a perdere colpi. Ecco, quello che io dico, non pensate subito all'Alzheimer, cioè non tutti i disturbi di memoria sono uguali fortunatamente, ma se questi disturbi di memoria tendono a persistere oppure magari tendono anche un attimino ad aggravarsi, è opportuno che venga valutato in un ambiente specialistico, perché possono essere tante situazioni che noi chiamiamo deficit cognitivi lievi, che aiutati e supportati, no? Controllando i fattori di rischio, come ho detto prima, oppure attraverso dei percorsi di stimolazione cognitiva, no? O di attività, diciamo, psicosociale, questi ammalati possono ritardare l'evoluzione verso l'Alzheimer di tanti anni. E questo è importantissimo. Poi ci si può trovare di fronte a una persona che è già ammalata, allora in quel caso
c'è la parte sanitaria verso il malato, ma poi tutta la parte formativa sul familiare, no? Quindi il consiglio è a un familiare che già ha un malato, se non lo ha fatto, faccia dei corsi di formazione sul territorio come vuole, insomma, certo. Ma che poi conosca le associazioni che ci sono sul territorio, perché così non rimane solo. Perché la famiglia e il malato tendono a chiudersi, a incistarsi. Si parlava poco fa di passaggio a una casa di riposo. Non è un passaggio facile, perché tanti familiari lo vivono come una sconfitta. Invece no? Bisogna imparare invece è un percorso anche lì che bisogna fare, certo. Capire che la casa di riposo non è la sconfitta, ma è semplicemente quel luogo che ti solleva almeno dal carico fisico dell'assistenza. Che è importantissimo è anche importantissimo, questo. Sì. Io la ringrazio tantissimo. Scusi, posso velocissimo perché siamo in chiusura. Aggiungo solo una cosa velocissima, per tentare di dare appunto un supporto più incisivo alla proposta di legge che certo. A cui abbiamo messo mano, noi abbiamo lanciato in rete una raccolta firme digitale, sulla quale proprio ci siamo mossi da una decina di giorni per raccogliere firme sufficienti, perché lei può ben immaginare. Diamo il sito? Dove? Sì, è nel sito dei Lions, www.lions.org. Basta digitare petizione Lions per l'Alzheimer e viene fuori. Ecco, allora petizione Lions per l'Alzheimer, troviamo appunto questa raccolta firma che è importantissima. Io ringrazio il signor Soffiantini, grazie a lei di essere stata qui con noi, grazie a lei dottore, veramente ci ha fatto un enorme piacere, e naturalmente a voi telespettatori speriamo di avervi dato anche piccole cose che possono essere di supporto, di aiuto. Comunque ci sono persone che possono dare una mano. L'importante è sempre non subire le vicissitudini, ma esserne propositivi, proattivi e muoversi in qualche modo. Ben ritrovati con noi, cari telespettatori, io vi lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo dopo.